Ma la stagione turistica che doveva essere ottima, diciamo, è partita un po' in sordina, soprattutto ovviamente come si sa per causa del tempo. Con 5 milioni di presenze all'anno sui circa 25 che ogni estate affollano le spiagge del litorale veneziano, Jesolo rappresenta da solo un quinto del turismo balneare veneto. Ma quando si parla di turismo, per quanto ci si possa organizzare nel migliore dei modi, bisogna comunque fare sempre i conti con l'incognita meteo, che quest'anno non si è limitata ad un giugno particolarmente piovoso. In giugno, che non era mai successo, una mareggiata che ha colpito soprattutto la parte est del litorale, quindi nella zona della Pineta. Purtroppo la spiaggia si è un po' ridotta nelle dimensioni, quindi gli operatori turistici hanno dovuto togliere un paio di file di ombrelloni, però in questi giorni di calma, per fortuna del tempo, il mare ha riportato ancora un po' di sabbia. Laddove si può intervenire per sanare i problemi, a Fermazoggia si è intervenuto, come con il presidio delle forze dell'ordine in piazza Mazzini, per prevenire o reprimere gli eccessi della movida notturna o con la guerra al commercio abusivo. Abbiamo visto che insistendo con i controlli e col sequestro della merce, in 2 o 3 anni abbiamo ridotto notevolmente questa piaga. A Jesolo però si continua a patire un problema di vecchia data, la carenza della rete stradale, insufficiente per una località raggiunta da milioni di persone. Qui si può intervenire soltanto anche utilizzando risorse nazionali che noi chiediamo spesso al governo, ed è per questo che noi spingiamo molto per avere un po' di autonomia fiscale, perché trattenerci un po' di risorse significherebbe anche fare infrastrutture sul territorio